Il decreto attuativo sull'assegno unico universale per i figli ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. Il decreto introduce maggiorazioni in base al numero alla presenza dei disabili, al reddito e al lavoro di entrambi i genitori. La misura tra le più attese e discusse del governo Draghi dovrebbe entrare in vigore già dal 1 gennaio del 2022 per la presentazione delle domande e a marzo le prime erogazioni. Istituita con la legge delega 46/2021 si chiama assegno unico universale perché a fronte di un'unica universale prestazione economica erogata in base all'ISEE andrà a rimpiazzare ben 6 misure attualmente erogate alle famiglie italiane: le detrazioni IRPEF sui figli a carico, gli assegni al nucleo familiare per i figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il bonus bebè, il premio alla nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti. Varrà dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di ogni figlio fiscalmente a carico. Un assegno ponte già in vigore dallo scorso luglio per le famiglie al momento non beneficiare degli assegni al nucleo familiare e impossibilitate a godere delle detrazioni sui figli a carico nella dichiarazione dei redditi, situazione che non riguarda ovviamente i lavoratori dipendenti per i quali l'assegno unico potrebbe essere controproducente, dato il venir meno di una serie di misure di sostegno attualmente ricevute subito in busta paga. La nuova misura, che riguarda anche autonomi e partite IVA, sarà infatti erogata dall'INPS, cui bisognerà presentare la relativa domanda. Il rovescio della medaglia è il poter contare su un importo certo e costante nel tempo per oltre 20 anni. I requisiti per ottenere l'assegno unico: non ci sono requisiti economici, nel senso che oltre i 40.000 euro di ISEE per chi non presenta l'ISEE si riceverà comunque il minimo. Il richiedente deve essere un cittadino italiano di uno Stato membro dell'Unione Europea o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale, soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia, domiciliato e residente in Italia e avere figli a carico sino al compimento del 18° anno di età, residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. L'assegno andrà al genitore che fa la domanda, oppure in pari misura tra i genitori. In caso di affidamento esclusivo, in mancanza di accordo, l'assegno al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato.